Cari telespettatori, ben ritrovati. Parliamo supportati dalla nostra ospite che ci fa piacere avere qui con noi in studio, Tina Cupani, segretaria generale dell'FNP CISL del Veneto. Grazie di essere arrivata. A voi. Della bozza della legge di bilancio ci sono luci ed ombre, aspetti che vanno valorizzati, vanno tenuti in considerazione, che possono venire in supporto tanto ai pensionati quanto ai lavoratori per le questioni di reddito. Ci sono altre questioni invece un po' ancora che presentano delle criticità, e le vedremo insieme, e poi naturalmente delle ombre che andrebbero valutate con attenzione. Per cui là in questo momento storico è molto importante il fatto che il sindacato CISL, FNP dei pensionati punti l'attenzione su cosa si sta facendo. È vero, segretaria? Quindi sì. In modo tranquillo, voi lo fate in modo molto tranquillo e sereno, però ci siete. Noi crediamo sempre, anche per una questione di responsabilità e di etica rispetto a quello che è rappresentare i nostri lavoratori, i nostri pensionati, nel ruolo importante del dialogo, quindi della contrattazione, di essere sempre lì dove la relazione sindacale diventa importante, e lo è soprattutto in questo momento in cui si sta ragionando di una legge di bilancio che mette sul piatto 30 miliardi di risorse, che non sono poche, ma in questo contesto, tenuto conto anche di tutto quello che è il deficit del nostro sistema paese. 9 miliardi di deficit, lo vediamo nelle vostre slide. Ce lo ricordava qualcuno l'altro giorno che siamo uno dei più forti paesi con deficit al mondo, soprattutto a livello di OCSE. Quindi noi abbiamo una manovra che già in questo suo intervento opera già con ulteriori 9 miliardi di deficit, che però di 30 miliardi, 17 miliardi e mezzo sono destinati, cubano azioni di finanza a favore dei pensionati e a favore dei lavoratori, che è sempre stato un po' quello che noi abbiamo chiesto. Quindi il contesto è difficile, le risorse sono poche, e su quelle risorse noi dobbiamo vigilare, stare attenti che, ripeto, al disegno di legge così come è entrato in Parlamento non ci siano richieste di stravolgimento, e siamo anche per chiedere, motivando ulteriori risorse e chiedendo anche dove collocarle e come utilizzarle. Quindi noi staremo ancorati a quel dialogo, a quegli incontri con il governo, con l'auspicio che ci sia altra possibilità di portare a casa qualcosa di diverso, ma in più rispetto a quello che abbiamo chiesto, ma non lasciando quel dialogo, non interrompendo quel filo che abbiamo di ragionamento che abbiamo messo in atto fino a questo momento, perché non vogliamo lasciare ad altri la possibilità di togliere quello che siamo riusciti ad ottenere. Assolutamente, questo è importantissimo, e che ribadiamo a questo proposito, visto che stiamo parlando di soldi che sono importanti, che ci sarebbero il taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 40.000 euro, e poi ci sarebbero 5,5 miliardi per il rinnovo dei settori pubblici nel triennio 25-27, e poi sostegno alla famiglia, congedi parentali e alcuni incentivi. Quindi ci sono anche cose che sono significative. Allora, a proposito di aliquote di cui parlavamo, bene la conferma per quel che vi riguarda dell'aliquota IRPEF al 23? Sì. Perché dico bene la conferma? Perché per noi diventa ogni anno la manovra prevede questi interventi sul fisco. Qual è la novità di quest'anno? È che questo intervento sul fisco diventa strutturale, nel senso che non è più legato solamente all'anno, quindi in ogni finanziaria si deve rimettere nel piatto e nei ragionamenti la questione del fisco, ma diventa strutturale almeno nei prossimi 5 anni. Quindi significa che questo è un impegno
sugli interventi sul fisco, che rimane stabile nei prossimi anni, quindi non sarà più oggetto di finanziarie successive. Mentre il taglio del cuneo fiscale, quello che impatta in modo importante sui nostri lavoratori, quindi non i pensionati, ma sui lavoratori dipendenti, quel cuneo fiscale che porta comunque in tasca, ha fatto un ragionamento di uno stipendio medio 1.200 euro all'anno per i lavoratori, parlo di lavoratori dipendenti, quello è stato reso proprio strutturale, quindi questo è consolidato nel tempo. Queste 3 aliquote che noi vediamo qui rappresentate fotografano una NOx tax area di 8.500 euro che comunque noi intendiamo, più volte abbiamo sottolineato, bisogna un po' attenzionare quella no tax area, perché per i pensionati che hanno un reddito molto basso questo significa anche non poter detrarsi le spese mediche. Quindi attenzione, perché non possono fare detrazioni fiscali. No, perché non è mediche né non mediche. Esente fiscalità, quindi, però questo è un ragionamento su cui vorremo più avanti ritornare, perché qualche altra modalità bisogna comunque trovarla. Per quanto riguarda invece l'aliquota del 23% sui redditi da 8.500 fino a 28.000 euro, questa impatta per l'80% delle nostre pensioni, quindi l'80% di pensionati veneti è su questa fascia. E aver reso strutturale per i prossimi anni questa misura dà anche un po' di tranquillità e di garanzia che nel tempo si mantenga. Per quanto riguarda invece i redditi da 28 a 50.000 euro e superiori a 50.000 euro, ci sono 2 proposte su cui si sta ragionando e che saranno oggetto un po' della valutazione del tavolo di contrattazione e anche della revisione, del passaggio parlamentare. Si ipotizza fra i 33 e i 35%, cioè di diminuire l'aliquota del 35 al 33, quindi impattando in qualche maniera positivamente sul netto percepito. Qualcuno ipotizza di alzare i 50.000 a 60.000 per proteggere quel reddito del ceto medio, di cui si parla molto in questi ultimi tempi, che sta perdendo poco a poco, con una fiscalità molto aggressiva, molto forte, la salvaguardia del proprio reddito. Quindi sarebbe anche giusto tenere conto anche di questa fascia, perché ad impoverirla anno per anno con una fiscalità eccessiva, alla fine si arriva che diventano poveri anche quelli che erano fino a qualche tempo fa considerati ceto medio. Poi dopo ci si lamenta dei consumi. Quindi questo è importantissimo, questo fatto che lei ha detto che siano strutturali, perché dà un po' di respiro. Quindi adesso stiamo a vedere, perché è sempre un progetto però insomma dovrebbe esserci un certo... questo ci auguriamo che almeno nei prossimi 5 anni si mantenga questo impegno. Per quanto riguarda invece la rivalutazione, che è un altro aspetto interessante, perché ci sarebbe la fine del meccanismo di sterilizzazione, di blocco delle rivalutazioni delle pensioni oltre 4 volte il minimo. Vediamo un po' di capire cosa succede. Quindi, diciamo che questa è una grande conquista, noi crediamo, della CISL, del nostro sindacato di pensionati, perché su questo noi ci siamo sempre per questo ci siamo sempre molto battuti, nel senso che noi siamo stati di fronte fino a qualche tempo fa ad una perequazione in base all'inflazione che era stimata, prevista o programmata, che comunque escludeva a prescindere i redditi fino a 4 volte, da pensione fino a 4 volte il minimo. Quindi si cominciava a fare una rivalutazione successivamente solo per la parte eccedente 4 volte il minimo, penalizzando fortemente tutte quelle pensioni che erano intorno ai 2.400 euro. Sto parlando sempre lordi, che netti sono 1.700-1.800 euro. Cosa succede con il ritorno, noi diciamo al Prodi migliorato, alla legge iniziale Prodi, con dei leggeri miglioramenti? Che fino a 4 volte il minimo la perequazione è piena, quindi il 100% di perequazione per tutti, chi è di sotto e chi è di sopra.
Per chi va al di sopra dei 4 volte il minimo, quindi qui 2.600-700 euro di cui parliamo, ha una penalizzazione però solo per la parte eccedente, quindi influisce veramente minimamente sulla pensione finale, e che è del 90% per chi supera da 4 a 5 volte il minimo e il 75% per chi supera il trattamento di 5 volte superiore al minimo. Per noi qual è l'importante? L'abbiamo sempre detto, che l'importante è che venga ristabilito il principio che ci era stato negato in maniera veramente molto vergognosa negli ultimi anni, e noi ci contiamo che questo principio, che finalmente è stato ripristinato, che questo diritto è stato ripristinato, non ci venga più negato nelle finanziarie future. Poi c'è anche quella che riguarda la perequazione per le pensioni minime, e lì è una perequazione che cioè qualcuno in questi ultimi tempi parlava sempre di un aumento di 3 euro di pensione. Vabbè, messa così è un qualcosa che impatta su chi ha una pensione così bassa, però è anche vero che comunque è un tasso di rivalutazione che è superiore alla rivalutazione di tutte le altre pensioni, che comunque ha avuto una rivalutazione molto più consistente, come è stato giusto negli anni precedenti, e che adesso in qualche maniera hanno ripristinato all'interno di una rivalutazione più contenuta. È anche vero che su questo noi come CISL, questa è una delle questioni che noi come CISL abbiamo posto al governo, quindi intervenire sulla rivalutazione delle pensioni minime, quindi fare in modo che la rivalutazione sia più consistente. Però noi chiediamo anche con una particolare attenzione alle pensioni minime conseguenti contribuzione, quindi contributi effettivamente versati, perché è anche giusto che in un sistema in cui uno versa i contributi da lavoro e lo considera come un salario differito, che abbia un riconoscimento diverso da chi ha una pensione di tipo anche sociale, ma che però non è frutto della contribuzione. Quindi rivalutazione delle pensioni minime in maniera più consistente per tutti, questo è stato chiesto dalla CISL al governo, al tavolo con la Meloni, e però con particolare attenzione, quindi avere un occhio di riguardo o considerare qualcosa in più per chi è in una situazione, perché ha lavorato. L'altro, la criticità è quel tasso di rivalutazione per il 2025 che ancora non abbiamo. Comunque lei accennava, c'è stato quindi un tavolo di trattativa? Sì, noi ci siamo incontrati ieri, c'è stato l'incontro con la Meloni, un incontro che è durato 5-6 ore, come è stato un po' riportato in tutti i giornali. La CISL ha ribadito le posizioni che ha sempre sostenuto, cioè noi volevamo portare a casa questo, e di questo riconosciamo che all'interno di questa manovra nostre richieste sono state comunque inserite, e quindi la soddisfazione perché queste nostre proposte comunque hanno trovato accoglimento, come dicevo. 17 miliardi su 30 per lavoro e pensionati e sostegno al reddito non sono cose da poco, quindi ecco, noi però in quello stesso incontro abbiamo anche fortemente ribadito quello che noi ci aspettiamo in aggiunta a quello che è stato finora previsto all'interno della manovra, e questa sarà un po' l'azione che noi continueremo ad avere. Allora ne parliamo adesso di che cos'altro in aggiunta vi aspettate. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi torniamo insieme.